Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3 con la nostra prima edizione, una prima edizione che riparte purtroppo parlando ancora una volta di morti sulle strade. Abbiamo raccontato in questi giorni da venerdì della strage dell'Immacolata, ci sono altre 2 vittime nelle ultime ore, l'ultima in ordine di tempo a Sant'Elena vicino a Este nel Padovano. Ha perso la vita uno studente di 24 anni, Christian Desirò, finito con la sua vettura in un fosso intorno alle 4:15 di questa notte. Ha impattato contro un pozzetto in cemento armato che non gli ha lasciato nessuno scampo. L'auto è finita nel fossato. 24 anni, uno studente padovano. E soltanto qualche ora prima, intorno alle 23, era avvenuto un altro schianto mortale, questa volta nel Bellunese tra Col di Rocca e Rocca Pietro. La vittima, il 54enne Carlo Soraru, originario di Rocca Pietro e dipendente della società Impianti Padon, che viaggiava a bordo di una Citroen che ha impattato contro un SUV condotto da un automobilista dell'Agordino che è rimasto ferito nello schianto. Quindi da una parte un'auto finita in un fossato che ha perso il controllo della vettura, dall'altra uno schianto frontale tra 2 vetture. Il bilancio è di 2 vittime in poche ore, la prima intorno alle 23, la seconda 5 ore più tardi, un ragazzo di appena 24 anni. Purtroppo è una strage senza fine sulle strade del Veneto e c'è ancora forte l'eco di quanto avvenuto a Portogruaro la notte dell'Immacolata. Una terribile vicenda resa ancora più terribile dalle risultanze del medico legale sui corpi dei poveri ragazzi. I ragazzi non sono morti nello schianto, ma sono morti annegati. Hanno lottato fino allo stremo, cercando in tutti i modi di uscire dall'abitacolo dell'auto che stava affondando fino ad inabissarsi. Giulia Di Tiglio, 21 anni, il fidanzato, Altin Hoti, 22, ed Egli Geci, 20 anni, sono morti annegati nel tentativo di mettersi in salvo dalla forza del fiume Regena. Lo si evince da alcuni segni riportati sul corpo. A dirlo la perizia del medico legale Antonello Cirnelli, eseguendo l'ispezione cadaverica sulle 3 salme. E a Sant'Agnese di Portogruaro, in Viale Venezia, teatro dell'immane tragedia, è incessante il viavai di amici e parenti inconsolabili in pellegrinaggio per portare fiori, lumini e biglietti, tra lacrime e un dolore lacerante. Qui lungo il ponte, dove gli amici della compagnia con Angela in lacrime nella notte hanno allestito un piccolo altare con i nomi e le foto dei 3 ragazzi morti perché vengano ricordati per sempre, ci dice lei stessa. Lì i genitori di Altin hanno perso 2 figli. La Giulia era figlia unica, era faceva l'insegnante di ginnastica artistica qua a Porto, sì. Stava con i bambini, sempre con i bambini, era una persona meravigliosa. Se loro oggi erano vivi direbbero: ma come cavolo è successo? Non bisogna dimenticarli. A stabilire se verrà eseguito o meno l'autopsia il pubblico ministero Federico Baldo della Procura di Pordenone. Con molta probabilità verrà fissato l'esame autoptico per accertare se Altin Hoti, che guidava la BMW, avesse bevuto o meno. Verrà eseguita anche una perizia sull'automobile. Infatti lungo la strada, tratteggiati in verde, non ci sono segni evidenti di frenata e tra le ipotesi c'è anche quella di un guasto alla macchina. Quando era morto il fratello Admir diceva sempre: io mi comprerò una macchina grossa, così se succede un incidente sono più sicura. Sarà stato un millesimo di secondo perché lui era bravo, lui non è che correva chissà cosa, era responsabile. Sul piccolo ponte divenuto altare anche un lucchetto collocato, racconta Angela, a testimoniare il grande amore tra Altin e Giulia. Qua c'è un lucchetto per sempre. Adesso si sono riuniti tutti e 3 su.
Muore assiderato perché dormiva in un locomotore. È successo a Verona Porta Nuova. Il cadavere di un cittadino marocchino 27enne è stato rinvenuto questa mattina all'interno di un locomotore abbandonato sul retro del deposito rame di Stradone Santa Lucia. Il medico ha dichiarato che la morte è stata naturale a causa di assideramento. Il 27enne evidentemente dormiva all'interno del mezzo ferroviario ed è stato stroncato dalla temperatura rigida della notte. Un senza tetto, dunque morto di freddo all'interno di una locomotiva abbandonata a Verona. Ancora la cronaca, dopo l'azione di ieri di Extinction Rebellion in cui sono state tinte di verde le acque del Canal Grande, 28 persone sono state portate in questura a Venezia, come sappiamo, e rilasciate dopo 6 ore, tutte denunciate, quindi i 28 attivisti dell'ambiente che hanno appunto compiuto il blitz ieri di Extinction Rebellion. Alcuni di loro sono state tutte denunciate per manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, sversamento di sostanze pericolose, e a 5 di loro è stato rilasciato un foglio di via obbligatorio di 4 anni e a 3 persone un daspo urbano di 48 ore. Rivediamo allora l'azione di ieri, l'ennesimo blitz a Venezia. Dopo lo sfregio perpetrato alla Basilica di San Marco con l'imbrattamento giovedì ad opera di alcuni componenti di Ultima Generazione, nuovo blitz ambientalista di sedicenti attivisti per il clima oggi pomeriggio a Venezia. Questa volta l'azione è stata firmata da attivisti del movimento internazionale Extinction Rebellion che si sono appesi del ponte di Rialto e, utilizzando della fuoricina, un tipo di sostanza innocua, hanno colorato di verde l'acqua del Canal Grande. I promotori della protesta hanno poi slotolato uno striscione contro le decisioni della COP28 per il clima che recitava così: mentre il governo parla, noi restiamo appesi a un filo. Le acque del canale si tingeranno di fluo per segnalare che c'è un problema. Ripeto, le acque si tingeranno di fluo per segnalare che c'è un problema. Una scena, quella dell'acqua verde del Canal Grande, che ha richiamato immediatamente alla memoria quanto già successo lo scorso maggio in una simile protesta. Infuriato, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha annunciato denunce. Ora basta, ha tuonato il sindaco, lo scherzo è bello finché dura poco, andremo fino in fondo e li denunceremo, sperando che questa volta ci sia una pena effettiva. Nel frattempo non si erano ancora spente le reazioni per l'imbrattamento alla Basilica. Al telefono il professor Amerigo Restucci, procuratore di San Marco, ricorda: se questo è il gesto che può portare aiuto alle cause, ammesso che ce ne siano che sono dietro a questo mondo di questo ambientalismo, se hanno la forza di farlo, facciano una manifestazione autorizzata e spieghino quali sono le loro ragioni. Così dunque il procuratore di San Marco. E adesso parliamo di Giulia Cecchettin. Domani sarà un mese dalla tragedia, dal femminicidio che ha scosso tutta l'Italia. Intanto a Saonara, in cimitero, continua il pellegrinaggio sulla tomba della giovane Giulia. Fiori, qualche biglietto, alcuni peluche come questo orsetto, un quadro in legno intagliato fatto da un uomo che parla per tanti uomini come lui, il volto sorridente di Giulia Cecchettin accanto a una rosa e a un nastro rosso e una frase: scusa Giulia se non siamo riusciti a proteggerti. E continua dal giorno dopo il funerale il pellegrinaggio sulla tomba della giovanissima studentessa nel cimitero di Saonara, un affetto così grande e profondo che la croce di legno con il suo volto si intravede appena tra il piccolo giardino che ne è nato. Un pellegrinaggio composto, racconta Michela Lazzaro, sindaco di Saonara. C'è tanta gente che viene, ma è distribuita nel corso della giornata, quindi non c'è una ressa continua. È un pellegrinaggio sicuramente composto di rispetto anche per il luogo dove si trova appunto Giulia, giustamente, ma anche in segno di rispetto anche di tutto quello che abbiamo vissuto in queste 3 settimane, che devo dire sono state 3 settimane vissute intensamente da parte di tutta la comunità, però anche con molto rispetto per questo papà, per questa famiglia. Come Papagino, i fratelli Elena e Davide, a Saonara e Vigonovo, comunità unite in questo dolore immenso, nessuno vuole dimenticare.
A Saonara la gigantografia di Giulia sorridente mentre vola in alto sull'altalena farà compagnia alla città per tutto il periodo del Natale, ma si pensa anche ad altro. Noi siamo a fianco del papà anche per ricordare Giulia. Lo faremo subito dall'11 di ogni mese con una riflessione in ricordo di Giulia sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook del comune di Saonara, con immagini di Giulia ma con delle frasi che il papà ha detto, con delle riflessioni proprio perché la morte di Giulia non sia una morte invano. Nastri rossi lungo tutto il viale che conduce al Camposanto. A Giulia una carezza leggera sul cancello d'ingresso, un cuore ricamato e un foglio inserito in una busta di plastica. Per Giulia e a tutte le donne uccise. Basta violenza. Giulia Cecchettin è un femminicidio che ha davvero scosso l'Italia intera e allora nel prossimo servizio con Cristian Alboite e Francesco Ceron le tappe di questa terribile vicenda dai primi appelli fino all'interrogatorio agghiacciante del suo assassino. Io voglio fare l'appello a tutti e due perché spero che ci ascoltino in qualche maniera, che la radio della macchina sia accesa e funzionante. Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte, qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio. È lunedì 13 novembre quando Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchettin, lancia ai nostri microfoni il primo appello di una serie diretto alla nipote e a Filippo Turetta. Dei due giovani infatti si sono perse le tracce da sabato sera, la denuncia all'indomani viene presentata da entrambe le famiglie. Ufficialmente scomparsi, ogni interrogativo è aperto, così come la speranza di poterli riabbracciare in tempi brevi. I carabinieri iniziano le loro indagini, sui social il tam tam degli amici è incessante, si cerca una Fiat grande punto nera e la macchina del ragazzo. Erano stati a mangiare un panino alla nave De Vero Giulia e Filippo, che continuavano a frequentarsi anche se la loro relazione era finita ad agosto. Tutti e due studenti al corso di ingegneria biomedica a Padova, ma lei Giulia si doveva laureare a giorni. La discussione della tesi già fissata per giovedì mattina, Filippo invece ha qualche difficoltà ed è indietro con gli esami. Tutto tace, l'auto sembra essere stata inghiottita, nessun segnale apparente. Martedì 14 le due famiglie si ritrovano per un messaggio congiunto. Gino Cecchettin, papà di Giulia da una parte, Nicola Turetta e la moglie Elisabetta Martini dall'altra, la voce trema, gli sguardi persi. L'appello che facciamo è chiaramente quello ai ragazzi di contattarci o di tornare spontaneamente, non sappiamo dove siano esattamente e chi li vede di contattare o le forze dell'ordine, il 112 o comunque i numeri che sono girati. L'auto è sempre la Fiat Punto nera targata FA015YE. Che si faccia sentire, perché si faccia sentire, ci dia notizie di lui e della Giulia. Siamo preoccupati e vorremmo che ci contattasse. Cominciano a uscire le prime indiscrezioni, avvistamenti, ipotesi. Un primo frame viene mostrato in esclusiva da Media Nord-Est. È il passaggio dell'auto registrato tra sabato e domenica a Zero Branco a mezzanotte e 43 minuti. A Fossò, in zona industriale, l'attenzione si concentra su una chiazza di sangue. Si inizia a parlare di un'aggressione catturata dal sistema di videosorveglianza di un'azienda. La mobilitazione ormai generale, droni ed elicotteri sorvolano mezzo Veneto alla ricerca di tracce dall'asta del Piave al Cansiglio. Giovedì c'è chi crede in un piccolo miracolo, ovvero che Giulia possa presentarsi alla propria laurea. Negli studi non si era mai risparmiata, anche dopo la morte della mamma Monica, poco meno di un anno fa. La sorella Elena annò dei fiocchi rossi ai cancelli della casa di Vigonovo. È qui che si spera e si combatte, con pensieri che diventano sempre più cupi man mano che passano le ore. Noi speriamo sempre che ritorni e
Cioè non è neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso a me non importa della laurea, mi basta vederla. Ogni giorno che passa è sempre peggio e anche le forze sento che vengono meno, perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente. E mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto, perché dico io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggio assieme a mia figlia. Quasi in contemporanea, all'esterno della caserma dei Carabinieri di Teolo, Nicola Turetta si rivolge al figlio: sarà l'ultimo appello prima di sprofondare nell'abisso. Filippo, amore, siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa, fatevi sentire, venite a casa e qualsiasi cosa si risolve. Venerdì 17 novembre la svolta arriva poco prima di mezzogiorno con la Procura della Repubblica di Venezia guidata da Bruno Cherchi, che conferma di aver indagato Filippo per tentato omicidio. Con una formulazione giuridica si dà sostanza al pensiero di tanti. Quel tentato però continua a tenere accesa una piccola luce, mentre le ricerche si spostano sull'Ongaronese, nella Valcellina, nel lago di Barcis. I familiari di Giulia si affidano all'avvocato Stefano Tigani. È un'attesa molto snervante e anche perché chiediamo che ci siano dei risultati a breve, ma su questo, ripeto, non voglio andare oltre, perché abbiamo visto un dispiegamento di forze quasi senza precedenti, quindi ne prendiamo atto, come ho detto lo apprezziamo, ma certo la preoccupazione è sempre maggiore evidentemente. L'iscrizione nel registro degli indagati permette agli inquirenti di procedere con le prime perquisizioni nell'abitazione dei Turetta a Torreglia. Si cercano riscontri: dove si trovano Giulia e Filippo, la ragazza può essere ancora salvata, Filippo, la sequestrata, sono ancora in Italia o per caso hanno varcato il confine. Si guarda all'Austria, a Lienz, lì porterebbero i frame delle varie telecamere. Viene emanato un mandato di cattura europeo. Dubbi atroci che sabato mattina lasciano spazio alla prima drammatica certezza: c'è un corpo tra il lago di Barcis e Piancavallo ed è quello di una giovane donna. Si tratta proprio di Giulia. È la fine di ogni speranza. L'area del ritrovamento viene isolata, la salma recuperata sotto una grande roccia in un dirupo è coperta con dei sacchi neri. La prima ispezione esterna parla almeno di una ventina di fendenti. All'orrore si aggiunge orrore. Papà Gino esce di casa scortato dai carabinieri. Diretto in questo angolo di Pordenonese dovrà riconoscere il corpo della figlia. Ecco il papà. Al suo rientro a casa a metà pomeriggio, solo poche parole, Vigo Novo attonita si stringe in un abbraccio collettivo. Condoglianze, Gino, condoglianze. Condoglianze, signor Gino. Condoglianze. Abbracci anche i figli da parte nostra. Scusate. No. Il dolore e la dignità di Gino da una parte, il silenzio dei Turetta dall'altro. Filippo ancora non si trova, è vivo e se sì dove o ha commesso un gesto estremo. Le ipotesi a questo punto sono due e non ci vorrà tanto per sciogliere il nodo. Sabato sera la Fiat Grande Punto di Filippo si ferma su una corsia di emergenza di un'autostrada tedesca, la A9, a circa 150 km da Lipsia. La benzina è finita, le luci spente. Agli agenti tedeschi che lo identificano, il ragazzo appare stanco e rassegnato, non oppone alcuna resistenza. La notizia viene diramata solo domenica mattina dopo le 9. Parla il suo avvocato d'ufficio, Emanuele Compagno. Io mi sono messo in contatto con le autorità appunto tedesche, sto cercando di parlare con il commissariato dove lui si trova per cercare anche di chiedere che mi facciano parlare con lui per capire come sta e di che cosa ha bisogno. Io sono Giulia. Da Treviso, dove si trova per uno dei tanti flash mob spontanei organizzati per Giulia, il ministro alla giustizia Carlo Nordio assicura tempi brevi per l'estradizione. Saranno rapidissimi. Saranno rapidi? Sì, in questi casi sono molto rapidi. Ok. Probabilmente questo adesso diciamo, tutto dipende dalla magistratura di Venezia, ma giuridicamente i tempi sono molto rapidi. Ma è alle 5 di domenica, poco più, poco meno, che le famiglie scelgono di parlare. A Torreglia, Nicola Turetta appare sotto shock. Non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così. Un ragazzo che abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo dare, e penso fino a quel maledetto sabato, che praticamente sembrava che facesse, ha sempre comportato un ragazzo
che purtroppo io da padre ho giudicato, pensato che fosse un figlio perfetto. Non è concepibile, cioè non ci deve essere qualcosa che gli è entrato in lui, non so, qualcosa nel cervello, gli è scoppiata una valvola, non lo so. Però di riabbracciarlo, di vederlo, suo figlio? Questo è un'altra, cioè quando mi hanno detto che l'hanno trovato e cioè che se voleva anche andare in giro, cioè è una cosa dura, cioè non sapevo più se, cioè non è quella cosa che, perché non è che sia tornato da un viaggio e quindi sì, dico ma sì, perché avrei preferito che forse la cosa finisse in un altro anche modo. Addirittura. Purtroppo sì, però dopo è mio figlio e quindi ho detto devo dargli forza che comunque la vita deve andare avanti. A Vigonovo, Papagino e la sorella Elena cercano di trovare un senso al loro dolore. A noi come famiglia ovviamente Giulia manca tantissimo, l'avrete visto dai miei messaggi di questa mattina, però dobbiamo farci forza e guardare al futuro. Lei proprio stamattina ha lanciato un messaggio a tutte le donne, a tutte le ragazze. Assolutamente a tutte le donne. Guardatevi bene nella vostra relazione, purtroppo il tempo è passato, è troppo tardi adesso. Facciamo qualcosa per chi ancora ha la possibilità di restare qua. Bisogna prendere questa cosa come un esempio e trasformarla in potere per trasformare quella che sarà la vita di altre persone nel futuro, perché starsene qua con le mani in mano a piangere non serve a nulla. Dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e le ragazze del presente che sono ancora qui con noi oggi, perché Giulia questo avrebbe voluto. Rabbia, sdegno, sconcerto, l'intero paese attraversato da pesanti interrogativi, il dibattito diventa anche sociale e politico, non si ricordano precedenti del genere in Italia. Intanto l'indagine prosegue, si devono ripercorrere i 7 giorni di fuga di Filippo nel cuore dell'Europa, ma soprattutto gli ultimi istanti di vita di Giulia che vengono collocati temporalmente quel maledetto sabato sera, quando Filippo la riaccompagna a casa. L'inferno in poco più di mezz'ora. Alle 23:18 un vicino di casa di Giulia segnala al 112 l'aggressione di un ragazzo nei confronti di una ragazza in un parcheggio di via Aldo Moro. Parla anche di un'auto oscura, quella stessa auto che alle 23:31 entra nell'area industriale di Fossò, a circa 4 km di distanza da Vigonovo. 9 minuti dopo, alle 23:40, Giulia viene inquadrata mentre fugge dalla vettura, ma Filippo la raggiunge e la butta a terra per poi riportarla verso la Fiat e accoltellarla. Alle 23:50 inizia la fuga del giovane che verso le 3 raggiunge la strada secondaria tra Barcis e Piancavallo, dove si sbarazza del corpo. Mentre la procura parla di crudeltà, si apre anche un altro fronte sul perché le forze dell'ordine non siano intervenute subito nell'immediatezza della segnalazione partita da Vigonovo. Lo stesso comando dei carabinieri ha fatto sapere che in quella telefonata arrivata al 112 il testimone parlava di una lite tra 2 persone che erano già risalite in auto e si erano allontanate. Inoltre l'uomo non era riuscito ad annotare la targa e che a quell'ora di sabato c'erano altri interventi in atto da parte delle pattuglie. Un approfondimento interno all'arma è stato comunque avviato. Comincia anche a delinearsi la natura del rapporto tra i 2 giovani, con Giulia che confidava alle amiche la sua angoscia. Mi sento in una situazione in cui appunto vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose del tipo che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti. Mentre giorno dopo giorno si aggiungono dettagli dai coltelli ritrovati allo Scotch, il 25 novembre Turetta torna in Italia e viene portato nel carcere di Montorio nel Veronese. È uno dei pochi dotati di un'area per la prevenzione dei suicidi. L'avvocato di fiducia Giovanni Caruso lo incontra poco dopo l'arrivo. È adeguatamente assistito e protetto in una carcere di grande sicurezza, tranquillante dal punto di vista della anche sorveglianza contro eventuali situazioni suscettibili di essere degenerate o di degenerare.
Il primo interrogatorio viene fissato il 28 novembre, ma Filippo fa scena muta. La procura ritenta venerdì 1 dicembre e il ragazzo per 9 ore racconta la sua verità. Confessa l'omicidio, di aver fatto una cosa orribile. Giulia era mia e solo mia. Lei non poteva essere di altri, le parole che raccontano di un'ossessione. Turetta dice al PM, Andrea Petroni, di non capire cosa gli sia passato per la testa. Quando il 22enne di Torreglia parla delle coltellate, gli inquirenti chiedono conto ai medici legali che in contemporanea, coordinati da Guido Viel, stanno eseguendo l'autopsia sul corpo della giovane a Padova, un esame durato 14 ore che sembra confermare la morte per dissanguamento. Giulia avrebbe tentato in tutti i modi di difendersi, le ferite alle mani lo starebbero a dimostrare, con la morte sopraggiunta a ridosso della seconda aggressione, quella di Fossò. La partita giudiziaria a questo punto si giocherà sulla premeditazione, inevitabile una perizia psichiatrica su Turetta, ma questa storia ormai lo si è capito, andrà oltre l'aula di un tribunale. È la promessa di un padre alla figlia e di una comunità che non può e non deve dimenticare. Però oggi siamo qui per Giulia e dobbiamo ricordare che da questo tragico evento deve nascere qualcosa. Vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Quindi io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella vita, nella propria vita, provi a fare anche solo un pensiero su quello che potrebbe fare per migliorarla, non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, nelle persone vicine, negli amici e soprattutto nelle donne. Questo dunque il racconto di Cristian Arboit e Francesco Ceron, e poi lo diceva il papà, il rumore che non basta, il rumore c'è stato, poi l'abbiamo raccontato anche nel giorno dei funerali, ma qualcosa deve cambiare al di là del rumore, al di là dei cortei. Pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio. Allora, subito in diretta a Santa Lucia di Piave con il nostro Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, perché entrano nel vivo le millenarie fiere di Santa Lucia di Piave. Lucio. Importante oggi è veramente un Eccoci qua, allora intanto buongiorno. Che ogni anno ci aiutano a realizzare questo evento. E io mi permetto di dire ancora che è successo? Una volta Sei fuori fuoco, Lucio. Ti vediamo e non ti vediamo. Sentiamo ma non ti vediamo. Vabbè. Sì, un attimo solo. Apri lo zoom. Vediamo un attimo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Fiera di Santa Lucia numero 1363. Allora facciamo così. In attesa di vedere Lucio, a Santa Lucia di Piave questa mattina c'era anche il presidente della regione Luca Zaia, che ha parlato di pista da bob dando una deadline del ministero, e cioè il 13, mercoledì, fra pochi giorni. Sentiamolo. Entro il 13 il Ministero delle Infrastrutture dirà se sarà sostenibile la realizzazione della pista di bob su budget, diciamo addirittura molto probabilmente inferiori ai budget che ci sono di base. Il che vuol dire che non stiamo parlando di 180 milioni, non stiamo parlando di 160 milioni, ma stiamo parlando abbondantemente, da quel che è dato sapere, di budget che potrebbero essere anche molto inferiori ai famosi 100 milioni che già sono stati stanziati. Ovviamente con l'idea di fare una revisione, diciamo, prezzi, progettuale, ma non pensando minimamente al fatto che non ci siano, diciamo, i servizi complementari che devono esserci, come il parcheggio, la stazione di partenza o altro. Però insomma ci sono degli aspetti progettuali che si possono rivedere. Quindi siamo sicuri? Non siamo sicuri, la certezza non c'è mai nella vita, neanche quando io ho candidato questo territorio per le Olimpiadi, poi la sicurezza l'abbiamo avuta a Losanna. Attendiamo il 13, certo che il 13 è la deadline, cioè il giorno ultimo oltre il quale comunque sapremo se sarà fatta questa scelta, quella per Cesana, perché mi sembra di capire che il governo, e condivido questa scelta, non voglia uscire con la pista di bob dai confini nazionali. Dopodiché c'è l'altro scoglio, che è quello del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che continua a dire che la pista deve essere funzionante e esistente, e nessuna delle due potenziali piste italiane sono funzionanti e esistenti.
Così Zaia a Santa Lucia di Piave. Nel frattempo mi hanno raggiunto gli ospiti con i quali parleremo un po' di tante tematiche oggi in studio. Alessandro Manera, Lega, vice sindaco di Treviso. Buongiorno, grazie dell'invito. Buona domenica. E accanto a lui Fabio Pezzato, segretario provinciale di Azione a Treviso. Buona domenica. Buongiorno, buona domenica ai telespettatori. Allora, arrivo subito da voi. Lucio, si è ripristinato il collegamento. Santa Lucia di Piave, fiere numero 1363. Esatto, fiere numero 1363, sono con l'amministratore unico Alberto Nadal. Amministratore, grande soddisfazione perché giornata di sole, ma soprattutto tantissimi espositori, sempre full qui alla fiera. Beh, direi un tutto esaurito, ci servono spazi espositivi nuovi perché la fiera richiama tanto, è una fiera importante, insomma, di riferimento per il territorio, per il mondo dell'agricoltura, ma non solo, è anche una grande festa del territorio, una grande festa di popolo e poi lo ricordiamo, insomma, l'agricoltura è la nostra tradizione, sono le nostre radici e qui insomma è casa nostra e quindi sono le nostre radici. A proposito di allargamento, abbiamo visto qui il presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrini. È in avanscoperta per vedere se si riesce a combinare qualcosa, visto che Longarone ha già chiuso un accordo con Caorle, adesso magari sta pensando anche a Santa Lucia. Beh, noi siamo sempre aperti a qualsiasi iniziativa che sia costruttiva. Abbiamo fatto, ricordo in passato, l'accordo già delle fiere del Piave, dove insomma c'era assieme a Longarone, Godega, Santa Lucia e San Donà, quindi nulla vieta insomma di creare un qualcosa anche per domani che sia costruttivo, perché tutto quello che è strategia e guarda il futuro è qualcosa che va in positivo per il territorio. Allora, le filande, l'agroalimentare, qui invece la meccanizzazione presente e futuro, la presenza anche delle scuole col Cerletti e poi naturalmente quest'anno avete puntato molto sulle famiglie con spazio bimbi. Dove deve andare l'agricoltura vista dalla fiera che qui caratterizza non solo l'agricoltura ma soprattutto la viticoltura? Bah, diciamo che qui principalmente c'è la viticoltura, perché logicamente la viticoltura trevigiana la fa da padrone, però sicuramente è agricoltura a 360 gradi che va verso comunque migliore tecnologia, innovazione, giovani che sono sempre più preparati e quindi tanta sostenibilità e prodotti di qualità che arrivano sulle nostre tavole ogni giorno. Ecco, noi in studio abbiamo l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso, Alessandro Manera, ambiente che ha visto sempre il Comune di Treviso avanti e in genere la marca trevigiana molto attenta. L'agricoltura deve diventare sempre più green dal vostro punto di vista, più meccanizzazione, meno fitofarmaci, magari miglioramento genetico? Beh, sicuramente tutto aiuta, quindi agricoltura 4.0, meccanizzazione, innovazione, magari anche piante sostenibili, ma anche tutto quello che è poi aiuto a rendere le piante più forti. Su questa cosa qui è già stato fatto tanto, penso che siamo uno dei territori comunque più all'avanguardia al mondo, grazie anche al territorio nostro e ai prodotti che porta, vediamo il Prosecco, e quindi bisogna continuare in questa direzione qui. Va bene, allora questi sono gli spunti per l'argomento in studio, soprattutto per i tuoi due ospiti. Io rimando il nostro amministratore unico perché deve con la madrina tagliare il nastro, abbiamo una madrina d'eccezione, ve la faremo vedere più tardi, e ti rilancio la linea in studio. Grazie a Lucio Zanato, grazie mille. Allora, partiamo proprio dall'ambiente. Prima di parlare di agricoltura però vorrei farvi vedere uno dei temi di cui si discute in questi giorni con i nostri ospiti. Allora, parliamo di quello che è successo a Venezia in pochi giorni, prima il fango misto a cacao lanciato sulla Basilica e poi quell'acqua tinta di verde. Abbiamo fatto vedere prima il servizio e anche le denunce che ne sono seguite. Riparto da Manera, che non è solo vice sindaco di Treviso ma anche assessore all'ambiente. Allora, la grande discussione che si fa in questi giorni è ecovandali o situazioni o manifestazioni, diciamo, blitz che hanno questo carattere per portare l'attenzione generale? Beh, direi ecostupidi secondo me, perché una cosa è parlare di ambiente, parlarlo anche nei tavoli importanti che vengono fatti a volte con delle risoluzioni, a volte senza delle risoluzioni, perché poi il clima e l'ambiente sono diciamo argomenti molto più complessi di quello che sembra. Non parliamo di fiorellini, rose o prati, parliamo di quello che è l'ecosistema mondiale e quindi bisogna stare molto attenti. L'altro giorno facevamo una discussione su questo, che spesso l'Europa, un po' alla Tafazzi, tende ad autoimporsi certe regole, soprattutto sull'ambiente, che vanno a favorire
paesi che non impongono quelle regole. Quindi per assurdo io genero più inquinamento, visto che stiamo parlando di un mondo globalizzato per definizione, io tendo a far produrre di più, diminuendo in Europa con certe regole, proprio paesi a più alto inquinamento, che sono Cina, Brasile, anche gli Stati Uniti a questo punto di vista. Quindi dobbiamo stare molto attenti e per questo non bisogna più parlare di ambiente ma di sostenibilità. Cioè io devo fare delle azioni che mi consentano di mantenere quelle che sono le nostre produzioni senza spingere le produzioni verso l'esterno su paesi che inquinano di più facendolo. Quindi è una discussione molto più complessa di quello che hanno fatto queste persone, che secondo me sono stupide. Peraltro quando ho sentito gli accenti nessuno era di Venezia, perché l'avremmo riconosciuto. E quindi qualcuno ho sentito dire da altri partiti, beh, delle gogliardate. Sì, gogliardate finché su quella basilica non ci buttano una vernice al nitro. Perché quando succede, come è successo quella volta a Firenze, e Nardella me lo ricordo scattante da quel punto di vista, che buttano della vernice, perché poi chi tende a emulare è sempre pronto, allora a quel punto ambientalmente cosa fai per rimuovere quella vernice? O quello che butti in acqua, o quello che avviene? Perché gli stupidi ci sono sempre, quindi io direi non gli faranno praticamente nulla. Però un po' di... Qualche foglio di via è da... Sì, vabbè, però io gli direi qualche ora di lavori socialmente utili. Se non vogliono farlo a Venezia, a Treviso, gli facciamo tagliare l'erba, tirare sui rifiuti, gli facciamo una bella cura ambientale a Treviso che ne hanno bisogno. Teme che possano emularlo anche a Treviso queste cose? Allora, io dico la verità, quando dei ragazzi fanno la giornata contro il cambiamento climatico... Fridays for Future. Esatto. Io vedo che ogni tanto scrivono con la vernice al nitro sulle panchine oppure sulle fermate della MOM. Ecco, quando si parla di inquinamento, poi per rimuovere quella roba là, si inquina, si vanno fuori delle squadre, devono usare solventi al nitro. Allora, dov'è l'amore per il clima se poi faccio delle cose che sono completamente contro il clima? Stamattina a Treviso, qualcuno pensando di fare il furbo, ha rovesciato bidoni, ha fatto... Noi poi sistemiamo e quando li prendiamo gli stacchiamo le orecchie. E questi poi fanno tutte queste manifestazioni pensando di essere dei geni del mondo. Ecco, io ritengo che ci sono dei temi importanti, vanno discussi bene. Qui, in questi studi, spesso ne abbiamo discusso, ma vanno discussi in maniera oggettiva, perché altrimenti quello che fai rischia per assurdo di fare peggio all'ambiente. Io spesso anche con il collega lo scorso mandato ne abbiamo discusso, abbiamo dovuto abbattere 300 alberi a Treviso per fare il bacino di laminazione a San Lazzaro. Ci è dispiaciuto e poi li abbiamo ripiantati in altre zone. Quel bacino di laminazione ha salvato da andare sott'acqua almeno 3 quartieri che storicamente andavano sotto. Quindi ambientalmente quel sacrificio di 300 alberi che ci è dispiaciuto ha fatto un grande favore all'ambiente, perché poi risistemare i danni sono anche conti ambientali da questo punto di vista. Quindi bisogna sempre fare un ragionamento a largo spettro. Faccio l'avvocato del diavolo, Pezzato, ma non è invece un modo per tenere alta l'attenzione perché si rischia poi di non fare nulla? Guardate, allora, io in parte di quello che ha detto la collega Alessandro Manera sono d'accordo, quando li ha definiti ecostupidi, sì, anche se posso dirvi una cosa, non per spezzare lancia a favore di nessuno. Allora, i ragazzi, i giovani, hanno l'entusiasmo di andare contro, anch'io quando ero giovane, anche Alessandro quando era giovane, per combattere per un mondo migliore. A me l'ecostupido, ma perché? Perché purtroppo l'obiettivo, chi è che oggi si può dire contro all'attenzione all'ambiente? Esatto. Nessuno. Il problema è che hanno utilizzato uno strumento che passa in secondo piano l'obiettivo che hanno, che è quello di migliorare l'ambiente. E la gente si concentra su, rimane che cosa? Il pupazzetto appeso al ponte di Rialto, rimane che hanno imbrattato le mura della Basilica di San Marco o qualche anno fa, l'anno scorso, al Louvre aveva imbrattato la Gioconda, se non mi vado a memoria. Ecco, per cui, ecco, certo, questi servono, sono episodi che servono per tenere destra l'attenzione, ma io penso, sono d'accordo con Alessandro, che ci sono altre modalità e altri consessi in cui bisogna appunto discutere i temi, altrimenti rimangono degli spot che oggi ci sono, tra mezz'ora evaporano e siamo allo stesso punto. Noi, ecco, io appunto ho sempre questa visione, se io devo impiegare del tempo e bisogna portare avanti dei temi, bisogna farlo in modo in cui questi temi poi si concretizzino, altrimenti se vogliamo far circo, tutti quanti sono capaci di far circo. Lo diceva prima, l'Europa, il mondo, la globalizzazione è preoccupato, c'è la COP28 a Dubai, peraltro questa, scusate, questa protesta di Extinction era proprio contro la COP28 a Dubai perché
ha suscitato non poche proteste il fatto che fosse a Dubai, cioè in un paese dove il petrolio la fa da padrone, eccetera, eccetera. Da quel punto di vista però, che il cambiamento ci sarà, è così oppure no? Allora, sì ma, mettiamola così. Allora, per prima cosa, l'Europa deve tornare a farla da padrone. Invece in questi anni non l'ha fatta da padrone. Ed è per quello che dicevo, no, mettendoci delle regole fuori mercato, rischiamo di favorire paesi che inquinano di più. Cioè noi iniziamo a importare roba da paesi quando potremmo produrli noi, perché mettendoci troppe regole, questo non vuol dire non avere regole, ma farle tenendo conto della sostenibilità delle aziende, altrimenti l'azienda chiude e quando chiude importa. Prima cosa. Seconda cosa, l'Europa non parla mai con una voce unica. Questo è sempre un altro problema, perché grandi paesi produttori, specialmente nell'industria, quando vanno sui grandi mercati internazionali, la Germania parla per gli affari loro, la Francia parla per gli affari loro, l'Italia anche noi spesso parliamo per gli affari nostri, l'Olanda non ne parliamo e quindi facciamo un ragionamento non concentrato come Europa. Ecco, oltre alla libera circolazione delle merci e delle persone, in Europa dovremmo utilizzare la libera circolazione dei valori. Possiamo trovare una norma sul famoso carbon footprint, cioè la produzione di CO2 comune a tutta l'Europa, perché se voi andate nelle aziende adesso e le aziende spostano merci da un paese a un altro, in Europa ma anche in giro per il mondo, non abbiamo una regola comune. È questo l'assurdo. Quindi ti conviene produrre in Polonia, che è dentro l'Europa, dove hai una legislazione diversa, quindi fa concorrenza all'Italia. E qui non è colpa del mondo, è colpa nostra, lo dico sinceramente. Dobbiamo essere europeisti, ma europeisti veri, non... Ecco, mi hai strappato sul tema dell'europeismo. Vediamo di metterci d'accordo tutti quanti, anche perché oggi, personalmente, ritengo che l'Europa posta con tutti i sacri crismi, come hai detto te, quindi che si stabiliscono finalmente delle regole unitarie in tutti gli ambiti, ha un senso. Ecco. Ma lì, scusa però, li votiamo, li eleggiamo, li mandiamo lì, abbiamo una commissione europea. Ma li eleggiamo noi, li mandiamo noi, i partiti li mandano. Poi sarà anche un nodo politico. Esatto, dico, però a un certo punto dobbiamo, almeno su queste cose qua, perché poi il mercato globale è globale. Cioè la Cina non possiamo dire non esiste, io lavoro per una multinazionale, quindi la Cina esiste. Cioè tutti i cellulari che abbiamo noi qua, noi tre qua, non sono prodotti ad Osson, sono prodotti in Cina. Vogliamo metterci d'accordo sulla scelta tecnologica o no? Perché altrimenti noi, eppure una volta la Motorola, la Ericsson, tutte queste aziende qua erano in Europa, producevano qua e producevano su paesi ad alto costo, perché la Ericsson in Svezia o in Norvegia o in Finlandia dove produceva, però noi pian piano abbiamo delegato a terzi questa cosa qua. Essendo schiavi poi, perché non ne possiamo più uscire, come facciamo? Cioè, non riusciamo più a uscirne. Quindi almeno sulle produzioni dobbiamo metterci d'accordo. Guardate che è un tema ambientale che è centrale. Noi non possiamo distruggere arance in Sicilia per farcele importare dal Marocco. Ma che senso ha sta roba qua? Va bene l'Europa, ma dobbiamo riallineare i nostri valori? Ecco, la sagra di Santa Lucia riallena i nostri valori. Ecco, allora prendo come gancio la questione ambientale per calarci per un attimo sul locale, poi torniamo agli altri temi. A questo punto, visto che abbiamo parlato di green, visto che abbiamo parlato di ambiente, parliamo per un secondo del progetto per il park di Piazza Vittoria. È un dibattito che c'è, sono spuntate un po' anche probabili rendering di come potrebbe essere. Insomma, Pezzato, voi come la vedete sul progetto? Allora, parto da quella che è stata la campagna elettorale che si è conclusa qualche mese fa e che abbiamo fatto le elezioni. Allora, partiamo da un'idea. Noi non siamo pregiudizialmente contrari al Parco Vittoria, però appunto finora, come giustamente lei direttore ha detto, non si sono viste le carte. Ma finora ci sono stati dei rendering pubblicati sui giornali, si è parlato di tutte sui giornali, però domani mattina chi deve decidere su quella, o almeno essere informato su documenti, deve essere il Consiglio Comunale. Ecco, vi anticipo già che il capogruppo Consiglio, il capogruppo Nicola Rocco, ha chiesto una convocazione di una commissione monotematica sul tema Parco Vittoria, proprio per iniziare a vedere le carte. Ma è giusto che sia così, partendo da un'idea che non siamo pregiudizialmente contrari. Comunque ci sono gli elementi. Uno, che penso siamo tutti quanti d'accordo, c'è bisogno di tempi certi. Due, che non si creino danni e impossibilità a muoversi da parte verso residenti o verso
i commercianti verso i pubblici esercizi, e terzo che siano inseriti all'interno di un progetto più ampio, di un progetto di mobilità sostenibile. Io vedo altri esempi, vediamo Merano, vediamo Bologna, c'è un bel parcheggio sotterraneo, però dietro sapevano che cosa si voleva fare, avevano ben chiaro, ecco. Quindi pregiudizialmente non siamo contrari, anche perché, ecco, alla fine se non fanno le scelte ben precise, possono sortire, Parco Vittoria può essere o qualcosa che crea veramente il più gran valore per il centro storico, o ahimè rischia appunto di diventare la tomba del centro storico. Ecco, però appunto ripeto, non siamo pregiudizialmente, l'importante è avere dei documenti. Guarda, noi passiamo da un'idea, Azione è sempre stato un partito, si basa sulla concretezza, guardi i dati, guardo documenti e si decide. Penso che appunto anche il vice sindaco sia d'accordo, anche perché lui è molto preciso sui documenti. Allora, sì, è vero, dico la verità, con loro anche il Consiglio Comunale c'è sempre stato questo dialogo, perché giustamente, perché si vedono i rendering e non si vedono le progettualità? Perché, come tutti sanno, si fa uno studio di fattibilità all'inizio, no? È possibile o no? Perché se non è possibile non spendiamo neanche milioni di euro di progettazione. Quindi siamo a livello del possibile adesso? È possibile farlo. Chiaramente questo doveva dipanare la sovrintendenza, ci sono anche organi superiori che possono dirci no. Uno studio di fattibilità geologica, sì, è possibile andare sotto o no? Attenzione a una cosa, lo dico, ecco, tornando a questo argomento, non prendiamo le carte di 20 anni fa, perché la tecnologia, e torno ai cellulari, vogliamo andare a prendere quei cellulari che avevamo 23 anni fa, se ce l'avevamo, cioè, il mondo è cambiato, la tecnologia consentono di fare certe cose. A questa fattibilità deve corrispondere un piano economico, perché se per fare una cosa costa un valore inverosimile, non è sostenibile economicamente. E anche un cronoprogramma. Ecco, a quel punto c'è una progettazione, diventa una progettazione definitiva, teniamo conto che spariranno i parcheggi da sopra, quindi dal punto di vista anche visivo-ambientale, come tutte le grandi città, ricorderei anche Torino, sono arrivato a Firenze, sotto la stazione c'è un parcheggio enorme. Però cosa avviene questo? Noi l'abbiamo fatto inserendolo proprio in una progettualità generale del parcheggio, che si chiama PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile. L'assessore De Checchi, allora vice sindaco, ha fatto un lavoro immenso con gli uffici per dire, bene, tutta sta roba qua, in una mobilità della città che è una città murata, quindi con delle sue difficoltà, perché non è che puoi dire allargo le mura. Con i vincoli. Ci sta, e il Parco della Vittoria ci sta, anche perché se noi abbiamo intenzione di andare verso, non dico una pedonalizzazione del centro, ma una gestione dei parcheggi in centro di un certo tipo, è progressiva questa, avverrà, perché ormai le macchine sono sempre più grandi, tutti abbiamo tante più auto. Vi faccio un esempio, mio padre abita davanti al Genio Civile, ha un palazzo di 12 persone, di 12 appartamenti, l'hanno fatto negli anni 50, hanno 10 parcheggi, perché allora sembrava una cosa incredibile, adesso ormai hai 2-3 auto a testa, come fai? Quindi questo parcheggio arricchirà certo i residenti, si libereranno stalli per arrivare in determinate posizioni, e a quel punto tutto il centro storico si arricchirà di un parcheggio sostenibile e inclusivo. Ma quello che dico io è, tutto va fatto, e sono d'accordo sul cronoprogramma, quando avremo la progettazione ci dice, per fare questo, e qua ci sono degli ingegneri, perché altrimenti io dico, ci ritroviamo come durante il Covid, in cui tutti erano diventati esperti di vaccini, io mi affido a degli ingegneri strutturali, edili, civili, i geologi, attenzione perché qua andiamo sott'acqua, che ci dicono la falda spinge quanto e con l'alto rischio di trovare appunto dei resti romani. Allora, non dico sia quasi certo, ma... Va bene, ma faremo le valutazioni, altrimenti le possibilità a Treviso o vai su o vai giù. Su non puoi andare perché in un centro storico del genere cosa puoi costruire? Sarebbe l'impatto visivo è impossibile. Attenzione, vorrei sottolineare che per fortuna abbiamo scongiurato quello che era il park fuori dal il pattinodromo, perché quello sarebbe stato ambientalmente, storicamente e anche come sostenibilità economico una follia. Andavamo sotto di un piano, togliendo i parcheggi sopra, perdendo posti, rendendolo a pagamento, quando adesso è un polmone per chi arriva e lavora in città soprattutto. Quella sarebbe stata, andando a toccare il basamento delle mura, peraltro si è scoperto dopo. Quindi quella sarebbe stata, ecco qua stiamo pensando di andare sotto con diversi piani che saranno poi, adesso capiremo, un project, una progettazione, vedremo com'è, perché ancora si parla molto... Sì, esattamente, allora, esattamente come si diceva, i documenti non ci sono ancora. Esatto, ma giustamente anche perché uno a buon senso dice, bene, vai sotto, però... come dicevi, i parcheggi sopra raso vengono tolti, per cui come sarà la compensazione? Però lo dico perché molti non sanno.
Adesso lo raccolgo io, faccio il tecnico del... No, forse ce la fa da solo. Sì, finisco così dopo. Allora, molti telespettatori non sanno che uno studio di progettazione... Sì, faccio il tecnico. Vai. Benissimo. Grazie. Ecco. Uno studio di progettazione su un'opera del genere può costare anche 1/10 del costo. Certo. Cioè non costa come costruire un garage. E quindi prima di partire anche con la progettazione definitiva, noi dobbiamo essere sicuri che tutto quello che doveva essere dipanato. Guardate, è un punto importante. Come risponde a queste due obiezioni? Marco Zabai, leggo dal Gazzettino, far passare il concetto, quindi Partito Democratico, far passare il concetto che una completa riqualificazione di Piazza Vittoria con la rimozione dei parcheggi a raso giustifichi in termini di bilancio ambientale la realizzazione di 3 piani interrati a 100 metri dal fiume Sile con un potenziale impatto sulla falda di cui ancora non possiamo conoscere la consistenza, è una presa in giro bella e buona. Questo è Zabai. Romeo Scarpa, Italia Nostra. Anche i più sfegatati sostenitori del futuro parco interrato non possono non aver sussultato nel vedere il costo totale della nuova opera, 33 milioni di euro, una cifra enorme. Allora, sento che la laurea in geologia di Zabai risulta sicuramente molto importante. Ci sono dei tecnici che fanno queste valutazioni. Quando si è rifatto San Leonardo, scusate, i parcheggi di San Leonardo non sono a 50 metri dal Sile e vanno sotto 2 o 3 piani. Cioè, tecnicamente è tutto fattibile. Giustamente va fatto un bilancio economico. Una volta che i geologi stabiliranno la spinta dell'acqua e gli ingegneri diranno ci vorrà questo e questo, si farà una valutazione economica definitiva. Primo. Altrimenti, guardate che a Treviso le alternative non è che sono poi molte. E qui non stiamo parlando di il parcheggio a raso verde, cioè l'erba verde che metti sopra giustifica ambientalmente il lavoro. Non è così. Ma la domanda è, tutte le auto che devono girare a Treviso per trovarsi un parcheggio perché non lo trovano, ambientalmente che impatto hanno rispetto a sapere che c'è un parcheggio libero in una determinata posizione? Questo è la sostenibilità. Altrimenti non si ha, e lo dico, io Scarpa non lo conosco personalmente, non si ha l'idea di cos'è la sostenibilità ambientale. Tu devi sapere che io vado là, faccio la strada più breve, trovo il parcheggio, vado sotto, punto. Se io comincio a girare tutta la città, perché se ne libera uno, non se ne libera un altro, poi quando arrivi tu... Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Guardate che è uguale, per dire, anche all'ospedale, questa discussione si è fatta anche sull'ospedale, tu devi sapere dov'è il parcheggio, fai il minor tempo possibile e inquini meno possibile. Comunque, ecco, Rocco ha chiesto una commissione a Zampese. Che tempi potrebbero esserci per questa commissione? Beh, allora, io penso che sia giusto rispondere all'assessore Zampese che ha in mano tutte le carte. Ripeto, quando verrà fatta, secondo me ci vogliono almeno le carte che dicano questo ce l'abbiamo, cioè è inutile farla a metà strada non avendo dipanato se ci sono dei dubbi da parte dei tecnici. Ma sono i tecnici che dipanano i dubbi, non è la politica. Poi ci danno un valore, un costo e ci dicono questo costo è questo e viene pareggiato in un investimento di 5, 6, 7 anni. Altrimenti diciamoci anche una cosa, se non abbiamo visione futura per la città, noi abbiamo già avuto 2 anni di pandemia che ci hanno rallentato molto, se non abbiamo una visione futura per la città, cioè dopo non possiamo lamentarci che non c'è progettazione sulla città. Poi magari viene fuori che il progetto non è economicamente sostenibile e diciamo va bene, i tecnici ci hanno detto questo, ma non inventiamoci, ecco... Cioè, penso che allora, siccome si è parlato tanto, appunto, chi parla di qua, di là, a un certo momento diciamo, signori, quando sarà il momento, mettiamo giù le carte. Noi siamo abituati ad esprimerci su carte. E questo volevo dire, faccio complimenti perché è ancora una valutazione oggettiva di quello che facciamo. Essere sul territorio significa anche recepire un po' qual è il rumore dei cittadini. Voi che sensazione avete dai trevigiani sul park? Ma la sensazione penso sia un po' quella che chi gira la città, ci sono quelli che sono contro, quelli che sono a favore. Quindi un po' io diciamo. Penso, allora io ho visto che c'è stata comunque, abbiamo notato, c'è stata un'apertura da parte del presidente di ASCO. Federico Capraro, sì, di approccio positivo. Perché ci siano i tempi perché poi il timore dei commercianti è quello dei cantieri che blocca tutto. Ma infatti è quello che noi abbiamo chiesto, ma penso che è la nostra preoccupazione, ma penso sia la preoccupazione di qualsiasi buon padre di famiglia. Certamente. Io voglio, come giustamente, tempi certi, che non è che io prevedo 2 anni, appunto, dopo diventano 6 anni perché si trova, non so, la basilica, dico... E che soprattutto non ti creino una situazione dove hai il cantiere, l'escavatore di fianco al negozio. Ecco. Dico una cosa, sulla valutazione del cronoprogramma verrà tenuto conto esattamente anche di questo, cioè nel senso di dire
posso lavorare limitando, quando rifacciamo una strada, perché la facciamo parzialmente a sinistra, parzialmente a destra e poi l'apriamo? Proprio per evitare di chiudere il traffico magari per una settimana, cioè, allora ci metti 2 settimane, dici lavori prima a sinistra e poi a destra, così limiti. Alessandro, lo dico ridendo, basta non sia come via Manin. No, te lo dico ridendo. Allora, via Manin, che avete già qualche problemino, è legato al fatto che lì sì, quando siamo andati sotto, abbiamo trovato dei sottoservizi neanche mai cablati, cioè che erano lì da 60 anni, 70 anni, sono stati dei problemi enormi. Però vi faccio un esempio. Ci sono delle scelte a un certo punto che un amministratore deve fare guardando avanti. La scelta che è stata fatta per esempio, su fare le fognature a Treviso. Guardate che per un amministratore, e se in 2000 anni di storia eravamo ridotti al 20%, una scelta che ti fa tremare i polsi, perché bloccare San Giuseppe con fare quella cosa lì, nella seconda parte del nostro primo mandato, cioè ti poteva anche far tremare i polsi, però la scelta ambientale era la principale, abbiamo spiegato alle persone e gli abbiamo limitato al massimo quello che... È chiaro che qualcosa... Cioè, però se non ti sposti non succede mai niente. Sì. Attenzione. Allora, il cronoprogramma partirà quando ci saranno tutte ovviamente le carte, però al di là del cronoprogramma, giusto per capire, fatto 100, diciamo, il percorso del Park Vittoria, a che punto siamo in questo momento, da 0 a 100? Beh, da 0 a 100 secondo me siamo a 5. 5, quindi proprio all'inizio. Beh, ma è un 5 importante, è un 5 ti dice sì o no. Guardate che il 5 fondamentale ti fa quindi ci potrebbe essere anche un no. No, metti da parte sì, a che ormai condizione? Siamo al sì. Okay. Ormai siamo al sì, ma è la parte più complessa. Allora, adesso lo sappiamo tutti, ormai fare una casa è più il periodo della progettazione, di ottenere i permessi, che costruirla, mentre una volta, se tu chiedi a un costruttore, era 90 fare la casa e 10 fare le carte. Adesso ormai è diventato 70 fare le carte e 30 fare la casa. Ecco, quando noi abbiamo il sì e facciamo una progettazione, peraltro adesso vedremo quali saranno le gare, perché poi vedremo quali sono i meccanismi, anche il project, non il project, chi lo fa, chi non lo fa. Io con tutte queste cose non ci entro perché sono anche un po' più complesse, lì poi vai veloce. E poi ci sarà un momento in cui il Consiglio Comunale dice sì, no, ci penso, ognuno si prenderà la propria responsabilità e basta, cioè questo sarà il... Però ecco, fuga in avanti nel dire siamo sotto il Sile, no, ma secondo Zabai noi non sappiamo dove è il Sile, ma cioè, non ho capito. Adesso va bene tutto, ma l'ingegner Zabai credo che... Comunque da 0 a 100 siamo a 5, ma è un 5, diciamo, di peso. Dirimente. Dirimente. Ecco, forse c'era un prequel di questo che è stato il PUMS, il piano urbano. Cioè noi abbiamo detto, quest'opera ci serve perché 2 anni di lavoro di valutazione del traffico a Treviso, compreso il trasporto pubblico, ci dice che ci serve. Perché senza quel prequel non saremmo mai partiti. Una volta il problema è che le opere venivano fatte, voglio il parcheggio là perché là che c'è tanta gente. Adesso ormai, con gli strumenti che abbiamo, noi riusciamo a sapere esattamente i flussi di traffico da tutte le direzioni e i punti di parcheggio più richiesti. A Treviso lo vediamo, Ma dopo vedremo, perché dopo dobbiamo stare attenti. Vabbè, dopo non voglio entrare in... saranno discorsi che verranno discussi cammin facendo, per collegarmi a quello che mi chiedeva che cosa si sente in giro. Ecco, c'è magari qualcuno che sta paventando a dire ma non è che stanno facendo questo parcheggio solamente per i residenti? Non so se c'è rischio che vengano non sia più per chi arriva da fuori. È giusto, ma in questo momento i residenti dove parcheggiano? Su altri parcheggi. Sì. Quindi se io... Che verranno tolti però, alcuni. No, beh, lascia stare quelli sopra. Nell'area, in questo momento fatto 100, se io arrivo al 120% di parcheggi, sì. Come io li distribuirò? Poi non importa, ma io libero parcheggi anche da chi viene fuori, perché aumento il numero di parcheggi nel centro storico. Quindi, cioè qui non è che stai cambiando la natura di un parcheggio esistente, qui stai aumentando il numero di parcheggi. È una questione molto diversa. Ho anticipato una cosa che dopo verrà, quando con le carte davanti si vedrà, ma penso che tutti faranno le loro sane Non è che rischia di vederlo il prossimo sindaco poi il parcheggio interno? Qual è il problema? No, ma nel senso come tempi, insomma. Fosse anche il rischio, questo vuol dire, questo peraltro è a vantaggio di quello che dico, che non è che lo facciamo perché vogliamo tagliare il nastro nel momento in cui ci sarà la campagna elettorale. Quello che saranno i tempi di realizzazione, adesso ripeto non lo so perché dalle carte vedremo quanto cemento armato di mettere per evitare la spinta dell'acqua, ma questo dimostra anche un amore per la città che va oltre il nostro mandato, cioè questa è una cosa
di cui anche sono fiero nel dire se non saremo noi a inaugurarlo, ma sarà il sindaco dopo, va benissimo. L'importante è lasciare per la città un'opera utile anche per questioni ambientali. Allora, pubblicità e poi torniamo in diretta. Di fronte a un assessore Bottacin che, giusto per ricordarlo, è un campione internazionale di preferenze, cioè non è proprio l'ultimo arrivato, che ha un curriculum che pochissimi altri hanno, non solo in Regione Veneto ma vorrei dire in Italia, una capacità anche di gestire il territorio straordinaria, che va poi legittimamente, nel senso che io sono andato a fare il relatore a un congresso del Partito Democratico, quindi si va dove ti invitano, è giusto che uno porti la propria esperienza, però io mi chiederei, perché non posso fare spallucce, perché oggi la Lega è in evidente difficoltà di consenso, perché lo dico io, lo dicono i dati, no? Allora, di fronte a questo io metterei in campo tutte le pedine migliori che ho, e quindi di fronte anche all'ipotesi che uno come Bottacin, uno come Caner, ma anche uno come Boron, insomma persone che sono lì perché qualcuno li ha votati, non sono eletti, nominati come parlamentari o come chi ha ruoli di nomina. Questa è tutta gente che è stata votata, ma ha votata con grandissimo consenso. Se qualcuno immagina che i partiti come il nostro, popolari e popolani, possano esistere a prescindere dal consenso, questa convinzione è l'anticamera della morte. Di fronte a questi segnali che io trovo drammatici, perché poi anche dire, ma è andato via uno che è stato parlamentare, ho capito, ma perdi un patrimonio di conoscenze, di sensibilità, di capacità di stare nel territorio, cioè io non perderei nessuno, non so come dire, ma insomma, ripeto, non siamo al 40%. I sondaggi dicono altre cose, l'ultimo voto utile che è quello delle politiche racconta un'altra cosa. Abbiamo una sfida davanti che è quella delle europee, ma dovremmo essere dei pitbull in giro per il territorio? No, ma siamo qua, filosofia, per carità. Allora, così abbiamo riproposto l'intervista, una parte dell'intervista con il direttore Baccialli a Focus di Roberto Marcato. Manera, non posso che partire da lei. Dunque abbiamo Boron che l'altro giorno, proprio il giorno dell'Immacolata, è passato ufficialmente a Forza Italia. Si vocifera insomma di altri esponenti importanti, peraltro della giunta Zaia. Si è fatta polemica anche proprio domenica scorsa a Firenze, nel raduno dei sovranisti. Che bolle in pentola? Grazie per la domanda. No, allora, intanto mi fa sorridere che il Bulldog parli di Pitbull, ecco. Mi fa sempre anche, perché Marcato ha sottolineato il Bulldog. No, allora, lui ha fatto delle riflessioni importanti e anche giuste su alcuni passaggi. No, praticamente su tutti i passaggi, abbiamo detto delle cose giuste. Il problema è qual è la soluzione? Nel senso, ha detto una cosa non vera. Per me l'ultima, campagna elettorale utile è stata quella di Treviso. E quindi dico, il modello Treviso ha funzionato come capoluogo di provincia? Sì. Il sindaco Conte, i suoi assessori, i consiglieri comunali, le sue liste andate bene? Sì. Perché? Allora prendiamo quel modello ed espandiamolo. Perché poi quando vai a livello regionale, ma anche l'europeo, secondo me, lo dico sinceramente, tu puoi utilizzare quel modello, che è fatto di consenso. E non può essere un consenso, lo dico sinceramente, legato al brand. Deve essere un consenso legato alle idee e a quello che facciamo nel territorio. Cioè, se noi prescindiamo da questo, non possiamo pensare di tornare a essere, perché non lo siamo, le ultime politiche l'hanno detto, il partito egemone almeno nel nord. Secondo me dobbiamo valorizzare le cose che facciamo, esattamente come abbiamo fatto a Treviso, e territorialmente dobbiamo, anche dare un'assestata a certe cose. Cioè, io quando parlo di ambiente, quando ho iniziato a parlare di ambiente, scorso mandato, tutti mi guardavano e dicevano come fa un leghista a parlare di ambiente o di cultura? Non è una risorsa di qualche parte politica. Noi dobbiamo essere, come grande partito, in grado di parlare di tutti i temi, che non è solo la sicurezza, pur essendo una cosa importante, ed è questo il risultato, questo ha dato la possibilità a Treviso di avere un grande risultato. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, quindi quello che dice Marcato è giusto. Come farlo? Secondo me, lo dico da amministratore di Treviso, è fare esattamente quello che abbiamo fatto a Treviso. Calati sul territorio, con concetti, e l'abbiamo parlato prima anche del Parco Vittoria, che non sia solo la buca, che è importante, o dell'albero che Manera, nonostante il cognome, pianta, ma anche di progettualità a largo spettro. Altrimenti noi sembreremo quelli che
sbagliando per l'opinione pubblica, corriamo dietro alla questione dell'oggi per domani. Dobbiamo dare anche una progettualità territoriale, lo dico con forza, perché io prima mi sento trevigiano, veneto, italiano ed europeo, anzi di Sant'Antonino prima addirittura, perché vivo il territorio così. Poi non è che quando sono fuori dall'Italia non mi sento europeo, certo, però dobbiamo ricalarci sul territorio in maniera importante. Lei ha parlato del modello Treviso, Mario Conte e non solo. Tra i punti di dibattito ovviamente c'è la questione delle regionali, il rapporto con Fratelli d'Italia, che potrebbe avere il candidato al posto della Lega. Non è che se non passa, come ormai è chiaro, la possibilità per Zaia di ricandidarsi, forte di quello che lei ha detto, l'unica arma in mano alla Lega per contrastare Fratelli d'Italia potrebbe essere il nome di Mario Conte? Dovrei chiederlo a lui, però lei è qua. Un saluto da casa. No, allora, perché viene da pensare che l'unica vera arma che può avere la Lega, vista la situazione in questo momento, è vero che mancano ancora 2 anni e 2 anni in politica è tutto. Però, detto che è un'era geologica in politica. Si è parlato, no? Perché sì, se ne vedevamo i sondaggi di Fratelli d'Italia 2 anni prima, quello è stato un errore, un po' sottovalutare anche questa cosa. Mario, il sindaco Conte, è chiaramente una risorsa del nostro partito. Lui è leghista come lo sono io e siamo fieri di esserlo. Ma ci sono anche tanti altri attori. Marcato ne è uno, ci sono consiglieri regionali bravissimi. Diciamo che Marcato si è un po' bruciato i rapporti con i vertici, credo. Sì, però torniamo lì, chiunque sia, non è che deve essere, secondo me... Certo, è scelto fai parte di un partito, ci sono i vertici partito che sono eletti, peraltro, e quindi c'è il segretario Stefani a livello regionale, poi c'è Salvini, però è chiaro che tutti quelli che fanno parte di questo partito magari possono avere anche delle idee un po' diverse, però chiaramente se stanno in questo partito condividono un valore generale, quindi sicuramente il sindaco è uno di questi, ma ce ne sono anche altri. Detto questo non sappiamo ancora cosa avverrà con il 3/4 mandato, perché io, non essendo in Parlamento, non ho l'idea. Adesso leggevo ieri che forse i sindaci sotto i 15.000 potranno candidarsi per la 3ª volta, quindi è tutta una dinamica che è giusto non fare adesso. È chiaro che più che pensare a chi sarà il candidato, il mio partito deve essere forte del consenso territoriale, altrimenti chiunque esso sia andrà a suicidarsi in questo tipo di attività. Ultima domanda e poi passo a Pezzato. Quei nomi che girano e che sembrano lì per, cosa direbbe lei ai suoi colleghi? Lì per passare alla corte di Flavio Tosi? Lei allora, se ce ne avesse davanti cosa gli direbbe? Le dico così, è come una storia d'amore, quando proprio non ci stai più bene assieme non devi tirarla tanto lunga, se vedi che non riesci a rimettere a posto le cose vai via senza spaccare bicchieri e senza distruggere tutto l'amore che c'è stato prima. Quindi se qualcuno, e non dico quelli nominati, ma anche qualcun altro, idea di andare via perché non si riconosce più. Lo faccia, insomma, dice. Sì, lo faccia, ma lo faccia anche senza dire sì, ma qui sono stato malissimo. Cioè, non è così, è come la storia d'amore, ricordati il meglio che hai avuto più che il peggio. Quindi non è un carcere dove ti trattengono contro la tua volontà. Dico anche che se tu vuoi cambiare le cose dentro un partito, devi farlo da dentro il partito. Cioè a me non piace il modello PD che ogni segretario si stacca e ne fa un altro. A me piace un modello in cui dibatti e quindi anche i vertici devono accettare anche un dissenso costruttivo, mettiamolo in termini tedeschi, però ci deve essere questo, perché se quando dici guarda, su sta cosa non sono proprio d'accordo, perché la mia esperienza, la mia storia di vita mi dice anche qualcos'altro, allora sei il nemico del popolo, diciamo che allora stai guardando a est nel periodo sovietico. Siccome così non è nella Lega, lo penso, ci sono state le elezioni all'interno del partito, c'è chi ha vinto, c'è chi ha perso, c'è chi è felice, chi non è felice, ci si adatta, però viceversa il famoso top down deve essere anche rispettato, cioè sentire anche quello che è l'esigenza. Pezzato, Azione. Adesso Azione è già ben presente, costruire la sua struttura nel territorio. Come lo farà? Lei lo guida a livello provinciale, cosa succederà? Allora, innanzitutto, ecco, sono stato appunto eletto poche settimane fa. Ecco, il lavoro non è che inizierò a fare un lavoro, a riprendere in mano un lavoro che era stato fatto dai precedenti, da chi mi ha preceduto. Allora, penso che qua ci siano delle linee, io le chiamo le linee delle 3C, la coerenza, la concretezza, la competenza. Allora, anche all'interno, adesso appunto abbiamo degli importanti appuntamenti elettorali che non sono solamente le europee,
ma sono appunto, qua in provincia di Treviso si va al voto in 55 comuni, tra i quali ci sono comuni anche di un certo spicco, dico appunto Vittorio Veneto, Mogliano Veneto, Paese, Casè Preganzioli, insomma sono tutti comuni abbastanza importanti. Ecco, noi come ci stiamo muovendo? Noi ovviamente partiamo da un'idea, dall'idea appunto di dire sposiamo dei progetti concreti. Quindi non abbiamo nessun tipo di nessun dissenso pregiudiziale, discutiamo, parliamo sulle cose concrete, su cose concrete che proporremo anche noi, cioè anche noi appunto ci mettiamo al tavolo, avremo appunto qualcosa perché abbiamo qualcosa da proporre. Dopodiché, certo, bisogna anche comunque avere sempre il rispetto del specifico territorio in cui vai a inserirti, in cui vai a discutere. Per cui ecco, le valutazioni adesso, non vi nascondo, tra una settimana prossima, abbiamo il congresso regionale per la votazione del nuovo segretario regionale. Quando sarà? Sabato prossimo. Sabato prossimo. A Padova. Da quel momento in poi avremo appunto la possibilità di iniziare a ragionare a più ampio spettro. Scusa, un passaggio su questo importante. Se passa la legge della ricandidatura per i sindaci al secondo mandato per i comuni sotto i 15.000 abitanti, cambia. Cioè, cambia tanto perché almeno 10-12 comuni potranno riproporre lo stesso sindaco. Mi viene in mente Ponte di Piave. Sì. A quel punto anche la scelta politica di entrambe le parti è sulla valutazione dello stesso candidato, che tu vedi il lavoro che ha già fatto. Quindi può cambiare la dinamica rispetto ad andare a una persona ex novo. Anche Preganzioli è sopra i 15. È sopra 19.000 abitanti. Quindi cioè la politica è questo, è anche la valutazione nel contesto. Quindi sicuramente entrambi diremo, bene, quel sindaco ha fatto bene, si ricandida lui, magari lo appoggi, ha fatto male, non lo appoggi. Ma anche perché, non nascondiamoci, adesso Alessandro si mette a sorridere, ma penso sia davanti a tutti, agli occhi di tutti. Ci sono anche all'interno dello stesso centrodestra, nei singoli territori, nelle specificità territoriali, ci sono storie a sé stanti e ognuno viaggia con delle storie. È il bello dei comuni quello. Per cui, diciamo così, mi viene in mente, Casale sul Sile è l'esempio un po' di tutto, ecco, di quello che è stato. Per cui, ecco, la cosa innanzitutto è che noi partiremo con rispetto della specificità territoriale, ovviamente davanti a delle concretezze, ad qualcosa di concreto. Non ci piace urlare, ecco, questo appunto gli urlatori non ci piacciono, ecco, per cui appunto ci piace appunto cose concrete, dati precisi, rispetto dopodiché appunto vedremo che cosa succederà, ecco, io penso che come diceva Alessandro, 2 anni è un'era geologica, anche 7 mesi in questo periodo qua è un tempo abbastanza lungo dove le cose possono cambiare in maniera molto repentina, anche perché penso che il ruolo, l'ultimo congresso di Fratelli d'Italia ha sortito degli effetti che io non penso che siano trascurabili, ecco, negli equilibri. I vari provinciali anche, certo, sì. Sì. Beh, certo, sì. Il vostro rapporto con Italia Viva? Ma noi non è cambiato nulla rispetto a quello che è stato le ultime elezioni a Treviso. Si è creato un buon rapporto, un rapporto che, ahimè, noi nelle dinamiche romane non possiamo sicuramente metterci... Questa è un po' la dicotomia un po' paradossale, no? C'è questa cosa che un po' vi ha danneggiato, secondo voi? Oggi il capogruppo in Consiglio Comunale Nico Rocco è capogruppo del gruppo Azione Italia Viva Futura. Per cui appunto penso sia una cosa che sì, non mi nascondo, io penso anche qua per rispettare quella che sono le specificità territoriali. Non è che a un certo momento noi appunto in territorio abbiamo chiuso le porte, anche perché non ha senso, e non ce lo chiedono neanche i vertici nazionali, perché comunque laddove si è creato un progetto interessante, importante, sembra abbastanza, cioè è normale che ci si discuta. Dopodiché, se ci sarà un diktat, un out-out, che oggi non esiste, lo tolgo appunto ogni tipo di dubbio, che oggi non esiste, e allora appunto là bisognerà appunto discutere. Cosa non ha funzionato secondo voi, che ha funzionato a livello territoriale e a livello nazionale? Due personalità troppo forti? A livello nazionale? Allora, a livello nazionale, ma secondo me sì, ma anche no, forse appunto delle visioni diverse, cioè l'azione politica ha un obiettivo.
ecco, ci sono delle visioni diverse dell'azione politica, magari è unica, però appunto l'obiettivo ultimo è un altro. Noi la cosa importante invece che cosa? È che all'interno dei territori, Treviso ne è stata appunto l'esempio, abbiamo creato una bella squadra, si sono trovate tra persone di buon senso, perché secondo me, signori, quando ci troviamo di fronte il buon senso non si sbaglia mai. Bene, allora non ho più tempo, non riesco a affrontare altri temi perché devo mandare la pubblicità, il meteo e il film. Allora ringrazio Alessandro Manera per essere stato con noi, grazie anche a Fabio Pezzato. Grazie. Vi lascio al meteo e poi a Indian, la grande sfida, un film di Roger Donaldson del 2005 con Anthony Hopkins. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica mediamente stabile, ci attende una domenica 10 dicembre con tempo buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto saranno possibili nebbie nelle ore più fredde della giornata, sulle zone di pianura e localmente anche persistenti. Altrove qualche schiarita, eventuali fiocchi di neve da circa 800-1100 metri. Per quanto riguarda le temperature prevarrà una lieve diminuzione, minime tra -1 e 1 grado, massime tra 4 e 7 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza nuvoloso e grigio, possibili schiarite però nel corso della giornata. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi, ma cielo in genere sereno o velato. Temperature minime tra 1 e -1 grado, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.